La vostra associazione Lady Chef sarà presente al Festival di Sanremo, ecco, ne parliamo con il gruppo e la Presidente, una bella soddisfazione, ecco, quale sarà anche il vostro compito, cosa farete lì al Festival? Sì, noi siamo una delegazione siciliana, siamo noi 4 di Agrigento, poi c'è una ragazza di Trapani e una di Palermo. Siamo state selezionate per questo evento e praticamente facciamo parte di un gruppo di circa 70 lady chef di tutta Italia che ci alterneremo nelle cucine di Sanremo, di Casa Sanremo, per cucinare per i VIP, giornalisti, diciamo nell'ambito del festival. Una bella soddisfazione, ne parliamo con un'altra chef donna. Onestamente è una bella soddisfazione, anche perché questo per noi è il nostro secondo anno, quindi speriamo sempre di essere riconfermate e poi portiamo noi anche la nostra radice della nostra Sicilia per far conoscere i nostri piatti. Speriamo tutto bene. Ecco, visto che siete stati già anni precedenti, qualche piccolo particolare di un'esperienza che già avete fatto, un ricordo, insomma? Ricordi ce ne sono tanti, l'emozione perché eravamo dentro un festival per come se non ci fossimo, perché veramente è da vivere, è da vivere. Ecco, ne parliamo con un'altra componente, com'è vivere a Sanremo, cucinare per questi grandi big? Per me è anche la prima volta, sarà una bella esperienza sicuramente, una cosa molto importante. Sono orgogliosa di fare parte di questa squadra che va a Sanremo. Siamo con Concetta Marino è di Palma di Montechiaro, approfittiamo di questa intervista per parlare anche di un'esperienza che lei ha vissuto all'interno del monastero, considerando che ora le suore non ci sono più, però è testimonial di una grande ricetta, ce l'anticipi? Quella del biscotto a riccio per Palma di Montechiaro è un biscotto molto importante. Sono cresciuta nel monastero benedettina, avevo 9 anni, fino a 14-15 anni sono rimasta là. Quindi continuerà la tradizione del biscotto a riccio, so che ci sarà un accordo anche con l'amministrazione comunale per rilanciarlo? Speriamo di sì, per rilanciare il biscotto a riccio, sì. Allora Presidente, chiudiamo con lei, sarà sicuramente una bella esperienza, sì, che si rinnova anche quest'anno. Porteremo le nostre emozioni, vivremo insieme a tante altre colleghe perché, come diciamo sempre noi, qualunque cosa si faccia è bagaglio personale e professionale, quindi ci confrontiamo anche con altre realtà e avremo modo di crescere sicuramente portando quello che noi sappiamo fare come professionisti ormai da molti anni. Noi ci occupiamo spesso di attività benefiche, abbiamo fatto un ricettario per gli oncologi d'Italia, per gli onconauti e quest'anno un book per i bambini dell'Hospice di Padova. Adesso con Concetta e tutte le altre ragazze a Pasqua abbiamo un progetto con delle uova sempre per un fine benefico, poi magari vi faremo sapere questo progetto.